Ho pensato che fosse un'opportunità poterla portare in un luogo come questo santuario dove sicuramente anche per l'esperienza spirituale che le persone vivono entrando qui nella chiesa dove è custodito il corpo di Santa Lucia potevano ricevere come beneficio. Per 2 volte don Gianmatteo Caputo, rettore del santuario di Santa Lucia a Venezia, aveva avuto occasione di ammirare le creazioni di Francesco Bonvissuto. Ora le ospita in un ambiente adiacente alla sua chiesa. Non una semplice mostra presepio, ma la rappresentazione dell'intera vita di Gesù dall'Annunciazione alla Pentecoste. Francesco Bonvissuto è un artigiano di origini siciliane che ha avuto modo di esporre le sue opere in molte chiese anche al di fuori del Veneto. Avevo iniziato a fare la passione dall'ingresso in Gerusalemme fino alla Pentecoste, poi ho detto cerco di fare qualcosa di diverso, ho iniziato a creare invece direttamente dall'Annunciazione fino alla Pentecoste. Abbiamo qua 28 quadri, 28 diorami con 31 scene dentro che rappresentano proprio il film di Gesù di Nazareth di Zeffirelli. È curioso come molti dei visitatori che entrano in questa sala si soffermino a guardare immagini che in qualche modo riconoscono e poi si soffermino a leggere le pagine del Vangelo, perché questa mostra appunto porta al contatto diretto con la parola di Dio a cui le immagini sono ispirate. Le visite al momento sono sospese a causa delle norme anticontagio legate alla pandemia di coronavirus. Riprenderanno non appena le circostanze lo consentiranno. Tra le tante caratteristiche che rendono unica nel suo genere questa esposizione c'è l'essere stata pensata anche per i non vedenti. Ho iniziato a fare la scrittura in braille, non ho messo i vetri proprio per crearlo tattile, per poterla toccare, e la particolare anche è quella di tenerla bassa per il discorso delle sedie a rotelle per gente diversamente abile.